Mi chiamo Lorenzo Palla, sono titolare appunto dell'azienda Loredan Gasparini, è un'azienda che mio papà ha avuto la fortuna di acquistare negli anni 70, 1972, venendo prima un'esperienza di un'altra azienda agricola. Diciamo mio papà appunto produttore di vino dagli anni 60, io in pratica produttore di vino da sempre perché sono nato all'interno dell'azienda e mi sono appassionato, insomma, seguendo il lavoro quotidiano. L'azienda invece si estende in una parte pianeggiante che è ai piedi di una collina, che è il Montello, che è una zona di dilavamento, diciamo, che nei millenni appunto sono tutti i terreni venuti giù dalle montagne che hanno creato proprio delle stratificazioni particolari, e a differenza proprio di 100 metri in 100 metri ci sono terreni molto diversi con composizioni estremamente diverse. Noi abbiamo 4 tipi di suoli in pratica in azienda, e che si adattano a tipologie, a varietà diverse. E il conte Loredan, che è diciamo discendente di una famiglia nobiliare importantissima, perché di nobiltà veneziana che ha avuto famiglia 3 dogi, cioè quindi persone che hanno guidato la Repubblica 3 volte nell'arco della storia della Repubblica di Venezia, e quindi persone più potenti, più influenti, che avevano appunto la possibilità di mettere a disposizione i propri capitali per la guida della Repubblica e di avere l'autorità anche di deciderne un po' il destino e gli sviluppi. E ecco, un discendente di questa famiglia, diciamo, nei terreni di proprietà che, diciamo, nella zona di Venegazzù dalla fine Settecento erano diventati un po' il riferimento di tutte le attività agricole o di campagna che svolgevano nell'entroterra veneziano, ha avuto l'intuizione di comprendere che c'erano delle possibilità proprio di coltivare i vitigni bordolesi, perché diciamo il Merlot sarebbe il nostro vitigno un po' di casa. Per noi, esatto, chiedere un autoctono per una zona del Montello è chiedere il Merlot, perché non abbiamo altre tipologie di uva, se non adesso la Recantina che sta per venire un po' riscoperta, ricoltivata. Anche noi stiamo cercando di impiantare della Recantina, però diciamo è ormai sparita da centinaia di anni e sta adesso venendo reintrodotta. Il vitigno principe è proprio il Merlot che probabilmente è arrivato nel corso del Settecento con il passaggio dei francesi o non so in che altra maniera, ma insomma ben radicato nel territorio e proprio molto presente. Conte Loredan ha intuito che i Cabernet Sauvignon erano in una situazione che poteva veramente essere ideale, e quindi diciamo, avendo lavorato in Francia, avendo avuto la possibilità di lavorare in parecchi chateau, di visitare tante situazioni che all'epoca erano le situazioni di riferimento, ha avuto la fortuna, diciamo, anche di selezionare, la capacità di selezionare dei cloni di Cabernet che appunto sono arrivati a Venegazzù nei primi anni del secolo scorso, e hanno trovato proprio un terreno ideale, perché diciamo il microclima del Montello, proprio dove è posizionata l'azienda, la zona di Venegazzù, gode della protezione di questa collina, che offre sempre un paio di gradi termici in più rispetto proprio a zone limitrofe. Quindi il Cabernet, che viene in epoca tardiva, l'abbiamo raccolto, finito di raccogliere 15-20 giorni fa, e diciamo ovviamente beneficia del fatto di poter avere un po' più di calore, un po' più di semplicità nella maturazione. E quindi ha creato, diciamo, un patrimonio viticolo importante, e anche un patrimonio viticolo che da altre parti è andato perso e che invece qua è stato, diciamo, salvaguardato in alcune vigne, che sono quelle che adesso vengono dedicate appunto al vino, al Capo di Stato, che assaggeremo dopo.